qui Male di Donato nel diario di un viaggio, il mio viaggio eterico. Oggi parliamo di umanità occulta. Parto con un'affermazione strong, ok? Non credo all'esistenza dei rettiliani. E lo so ragazzi, lo so che molti di voi pensano che siano reali, ve la motivo. Vi parlo invece di umanità occulta. Tanti anni fa stavamo con il gruppo facendo un lavoro su vasta scala e a un certo punto, non mi ricordo chi lancia la cosa, fa proviamo un po' a vedere quella storia dei rettiliani. Allora andiamo in scansione, andiamo a testare partendo proprio dal DNA che cosa troviamo. E sì, li abbiamo anche trovati, ma era Hollywood, cioè tutto quello che trovavamo andando ad analizzare il campo eterico del pianeta Terra in tutta la sua globalità e cercando continente per continente nel pianeta Terra, atmosfera e spazio lunare, ok? Rettiliani, non c'è niente. Disischermiamoli, vediamo se si nascondono, non c'è niente. Ma abbiamo trovato invece una bella egregora, cioè una forma pensiero collettiva che se Hollywood, credenze, fantasie. Tanti anni dopo, invece, abbiamo trovato la vera umanità occulta. Ragazzi, per me chi sta a lavorare con le energie c'ha da avere piedi per terra e la testa spalancata, c'ha da rifugire ogni superstizione, c'ha da rifugire ogni credenza, c'ha da rifugire ogni tentativo di dire è colpa di quello è il demonio, c'ha da spalancare il cuore, usare i sensi eterici e attraversare la materia. Perché quando i sensi eterici attraversano la materia tu senti e vedi, se no sei su e vedi solo forme pensiero, ma quando senti e vedi puoi fare la differenza, puoi cambiare le cose e se ti viene dato, se ciò che è divino apre le porte, puoi anche fare cambiamenti per tutti. E allora tanti anni dopo mi ricordo, così mi è venuto il pallino, ci ho messo un po' di mesi e ho cominciato a testare il DNA per vedere se dentro il DNA di una persona c'era traccia di altre razze. Sapete, no? I Neanderthal, i Denisova, no? Varianti dell'essere umano che sono estinte, almeno in teoria. Però ci siamo mescolati, dentro di noi c'è la loro traccia. Quindi per prima cosa identifica il DNA, poi cercalo del Neanderthal, cercalo dentro di te, ok. A quel punto ho utilizzato i campi informativi F Aurea, ne abbiamo alcuni creati apposta per fare ricerca, analisi e svelare, togliere i veli, togliere l'invisibilità a quello che stai a cercare. Insomma, facciamo questo tipo di test e la cosa interessante, all'interno del DNA umano era, bene, toglie tutto quello che non appartiene all'Homo cosiddetto sapiens, definizione di sapiens per me è il DNA di le persone che ho intorno, ok? Testo me, testo un po' di gente, tiro fuori delle foto, testo gente in Cina, in Cile, in Brasile, in Scandinavia, qual è la parte in comune del campo eterico del loro DNA. Boh, la parte comune è questa, questo lo definisco sapiens, punto. Togli la parte comune, cosa resta? Un pacchettino, uno 0,2-0,3%. All'interno di quel pacchettino che cosa ci trovo? C'è il Neanderthal, in alcuni in alcuni un po' di più, il Denisova idem, però c'è anche dell'altro. Che cos'è quell'altro? E aprendo quell'altro, l'umanità occulta, e qui l'ho trovato il rettiliano, e questo è interessante. Sono riuscito a identificare almeno 13 specie, non sono alieni, ma potrebbero anche essere alieni per quello che ne so, umanità alternative che hanno lasciato il loro patrimonio genetico in ciascuno di noi e di cui tutti portiamo il semino, non di tutti e 13, ma di alcuni. Ad esempio in me ne ho trovati soltanto 3, ok? Dove l'ho annotato qui da qualche parte. Era il tipo 5 mi pare, no, il tipo 7, il tipo 7, il tipo 3, il tipo 5 mi pare. Sì, il tipo 7 sì, 5 non me lo ricordo, il tipo 3 sì, o forse era il 9.
E poi aprendo quei pacchettini, una volta che li hai identificati, gli hai dato un nome per poterli richiamare, richiami la loro impronta eterica e li analizzi. E analizzandoli, la cosa interessante, vi dico quelli che mi hanno colpito. Il tipo 1 li ho definiti lunari. Se una persona ha al 90% questo tipo di DNA dovrebbe essere alto, filiforme e vivere sulla Luna, perché non hanno nulla in comune con esseri biologici incarnati su questo mondo fisico. La densità è troppo, cioè, beh sì, troppa densità, troppa gravità. Cioè, il DNA di quelli del tipo 1, veramente, cioè, esseri che vivono sulla Luna, li posso solo definire così. Ipotizzo in effetti che la Luna sia stata forse abitata in altre epoche, o forse ogni tanto lo sia, e chi lo sa. Perché dico questo? Eh, perché quel DNA ha pochissimo radicamento, pochissimo collegamento con la materia, è un DNA che sta molto su, molto celeste, molto poco materiale. Chi vive su questo mondo ha un DNA molto terreno perché ne hai bisogno per tirar su forza vitale e avere un corpo fisico. E questo mi lascia perplesso. Il tipo 3, e qui è molto interessante. Tipo 3 e tipo 8 sono molto simili e sono i rettiliani. Sì, ho cominciato dicendo che non credo all'esistenza dei rettiliani, ma poi ti dico, guarda, in realtà li avrei anche trovati. Però non sono i rettiloni cattivi da film che si nascondono sotto pelle umana, quella è Hollywood. La cosa interessante, ti dico solo quello che ho trovato, e il loro DNA è legittimo, ok, i legittimi abitanti di questo mondo, ma è interessante perché ci trovo conflitti, violenze, cicatrici, conflitti soprattutto con tutto il resto del mio DNA, come se dentro di me ci fosse, come dentro molti di voi, ci fosse l'eco di antiche guerre, di antiche battaglie combattute fra differenti razze. Non so se questi, io li ho chiamati estranei, vengano effettivamente da un altro mondo o se siano come loro sviluppati insieme a noi su sto pianeta. Beh, noi è una parolona. Però quello che so è che, ad esempio, dentro il mio DNA c'è la memoria di questi conflitti, di queste guerre. Io un po' ci ho lavorato per sanarla, ma insomma, non so neanche sinceramente cosa sia successo. Vedo delle scene, mi arrivano delle memorie, ma boh. La cosa interessante di questo DNA è che è molto in dissonanza con ciò che è adesso l'essere umano, e qui parlo di rettiliani, odio cosmico che si porta avanti da aerei. Ne esistono in due varianti, se poi vado a verificare dove trovo fisicamente questo DNA nelle persone, in entrambi i casi li trovo Antartide. Che cacchio ci fanno in Antartide? Sono fossili? Tombe? Non ancora scoperte sotto i ghiacci? Stati Uniti? Canada? E qui do ragione ai complottisti allora, e qualcosina in Europa. Ok, il bello è che questi, cioè, sono persone normali che non sanno neanche di avere con sé questo tipo di DNA. Un'altra cosa invece interessante che non mi aspettavo, il tipo 4 è identico, hanno il DNA identico a questi del tipo 3 e del tipo 8, ma è come se avessero una polarità opposta. Infatti li ho chiamati luminosi, ma è solo un termine così. Molto forti nel campo del cuore, molto forti come celeste, ma molto compatibili con l'essere umano. È come dire, senti è la stessa forza, la stessa frequenza, ok, lo stesso DNA, ma in due polarità opposte. Uno con le cicatrici, le memorie di lotte, di violenza, l'odio eterno, e l'altro pace universale, amore per tutti. Che cacchio è successo in ere antiche? Ah, puntini puntini. Poi ecco, interessante la specie 10, in cui che trovo come risonanza fisica solo in Alaska e Siberia, una risonanza debolissima,
quasi estinta, mi viene da dire, non ci sono neanche più persone che portano con sé quello 0,1% di memoria di questa specie, però è esistita. Alaska e Siberia. Beh, secondo gli antichi miti la civiltà nasce in Alaska, almeno quella occidentale, nasce in Alaska, in Siberia, scusate, nasce in Siberia. I popoli Ari hanno portato da lì, tramite migrazioni, no, tutta una serie di elementi culturali, hanno dato origine alla cultura indiana, alla cultura greca, alla cultura latina, che condividono tutte una base linguistica, i famosi popoli indoeuropei, insomma, di origine aria. Quindi sono esistiti davvero? Ma uno 0,1, e come fai a identificarlo fisicamente? Quelli più carini e più strani, la specie 13, e li trovo solo in America del Sud, e anche qui devo dar ragione agli amici matti UFO. Il loro DNA è il più strano, perché sapete no, tutti abbiamo una doppia spirale come DNA, se invece analizzo il DNA della specie 13, una spirale tripla. Che cacchio è una spirale tripla? 3 eliche di DNA sovrapposte anziché 2. Però sono molto, molto equilibrati fra spirito e materia. E boh, boh, io quel DNA dentro di me non ce l'ho. Sarebbe interessante trovare qualcuno che ce l'ha e capirne di più. Puntini, puntini, puntini. Dai, qui vi ho solo accennato alcune cose. La cosa interessante è che più lavori sul sviluppare i semi in termini ispirazionali del tuo DNA, come ci è stato insegnato da tanti percorsi olistici in 20 anni da sta parte, più puoi risvegliare questi pacchettini occulti, occulti perché nascosti. Ad esempio, se io mi testo adesso, il DNA di tipo 7 in me è diventato dominante, come campo eterico, come forza, perché sono molto in risonanza con le memorie di quella specie, di quella variante umana, ok? Perché è molto affine, quel popolo era molto affine a quello che sto portando avanti come ricerche, come studi là, insomma, riporta ciò che è energia, ciò che è spirito, riportano nella materia, unisci spirito e materia, sono sempre stati uniti, ricordalo, cambia le cose insomma, ma con equilibrio, e quello fa parte del mio. Ma se mi vado a testare il DNA indietro nel tempo e vado ad esempio 20 anni fa, risonanza bassissima, ce l'ho l'informazione, ma è lì dormiente. 15 anni fa i primi lavori seri col DNA effettivamente è cresciuta, ma poi è esplosa solo ultimamente. Quindi, ragazzi, gli alieni siamo noi, capite che ve sto a dire? Tutti dentro di noi portiamo un seme che viene dalle stelle e da altri mondi potenzialmente. La forma stessa di questa biologia non è nata su questa terra, è nata in altri mondi e la terra l'ha ereditata. Tutti i mondi fisicamente sono connessi da ley lines, cioè linee di forza intergalattiche che collegano mondi, galassie e pianeti. Le soluzioni evolutive che la vita trova, sparo, su Alfa Centauri, vengono ereditate qui sulla Terra e così via. Dai, questo è tutto. Grazie ragazzi e alla prossima. Prima o poi metterò queste informazioni ben concettualizzate su un libro, ma sono un pessimo romanziere e un ottimo tecnico, quindi non so mica. Ciao a tutti.